Il 2015 sarà caratterizzato da importanti novità che riguardano il mercato del lavoro. Entra in vigore la legge di stabilità ed i primi provvedimenti attuativi della legge delega di riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act. Vista l'importanza dei temi, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro. Abbiamo chiesto al sindaco di Albignasego l'importanza del rapporto tra istituzioni locali e le aziende. È importante che i comuni siano sul campo, siano sul pezzo, diano informazioni, aiutino i cittadini a capire cosa sta succedendo, soprattutto in un momento come questo dove le persone hanno bisogno di punti fermi, hanno bisogno di sapere come muoversi nel mercato del lavoro e soprattutto c'è tanta necessità di trovare un'occupazione. Quindi i sindaci in prima linea proprio per dare delle risposte ai cittadini e alle imprese del loro territorio. L'obiettivo dell'incontro è quello di dare ai partecipanti un quadro generale delle principali novità che interessano i lavoratori e le aziende. Il relatore della serata è stato l'avvocato Gianluca Spolverato. Il senso dell'incontro è quello di fare il punto sulle tante novità che interessano il lavoro. Sono novità davvero rilevanti perché riguardano intanto tutti i dipendenti che saranno assunti quest'anno e negli anni prossimi. E le novità più importanti sono essenzialmente due. Da un lato viene incentivata l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti, quindi la stabilizzazione dei rapporti con sgravi contributivi significativi per i prossimi 3 anni. Dall'altro lato, per i nuovi assunti, è introdotta una disciplina un po' più flessibile per quel che riguarda i licenziamenti. Significa costi certi per le aziende che assumono. Questa è la scommessa, rilanciare il paese e il lavoro rendendo più flessibile e certo il costo.